Ciao, buongiorno. Oggi è stata già dura arrivare fin qua. Abbiamo dovuto parcheggiare qua al rifugio Bassano, siamo sulla cima Grappa. Dovevamo parcheggiare in una Malga Mure, però la strada è chiusa, abbiamo voluto provare lo stesso. Muro un'ora e più. Allora parcheggiamo qua e cambiamo un po' il giro. Adesso vediamo che ne viene fuori. Comunque più o meno il giro è lo stesso, raggiungeremo Malga Scalaroli. Bisogna fare le creste del Monte Salaroli e del Monte, non mi ricordo, Ok, però lo faremo al contrario. vediamo, siamo già Vediamo tardi, una, perché esatto, il giro è perché è lungo, un po' sono lungo. 17 km. Bene, ci vediamo alla prossima, cioè la prossima, no, non Ci abbiamo già... vediamo dopo. Ci vediamo dopo e ricordatevi di iscrivervi al canale, dai, è già stata dura, dai, via 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 che corriamo. Ciao! Ok, adesso qua questo video, continuiamo verso il 151 bis Maga Valveccia. Questo è Cason Val de Melin e laggiù le Meatte, sentiero delle Meatte. Qui abbiamo deciso di fare un po' fuori sentiero, dato che la strada là era tutta innevata e invece i prati erano puliti. Tagliato qualcosina, dai. Oggi eravamo in recupero. Rifugio Bassano lassù, siamo scesi un po'. Vabbè, il nostro giro invece prevedeva di parcheggiare qua a Malgamure tra un po' e poi salire a Rifugio Bassano, far tutta la cresta lassù, andare fino a Salaroli e ritornare di qua. Però, vabbè, è andata così. E questa è la strada che stavamo facendo noi in macchina per salire, no? Non riesco a capire perché era chiusa. Vero Manu? Siamo a Malgamure, che praticamente è laggiù così. Allora, c'è un'opzione, o salire in questo, arrivare lassù, non lo vedrete che c'è un segnalino, si va a sinistra e si torna a Rifugio Bassano, fine del giro. Oppure proseguire, anche se è tardi, e andare su una di quelle, o tutte e due, forse le vete laggiù. Siccome sembra pulito, non è come camminare qua, perché qua è stata molto molto dura. Salve signora. È E stata quindi proprio una merda, non è stata dura. Sì, sì. avete mai sentito una signora così sboccata? Porcaccia. Dai, decidiamo di proseguire, siamo qua per divertirci e proviamo a fare. Sarà del cane? Ci vediamo strada facendo. Benvenuti al Cason del Sol. Una malga che eravamo anche già passati un'estate di qualche anno fa. Se non sbaglio, quello dovrebbe essere Col della Pausa, spero non sia quello più in là, e quello là il Monte Salaroli, oppure
Col della Pausa è là e il Salaroli è quello. Adesso vediamo. Comunque là dobbiamo arrivare. Bene, ce n'è. Siamo giunti a Malga Solaroli. Adesso noi in teoria dobbiamo arrivare là, perché quello che ho fatto vedere prima era il Val d'Eroa. L'unico problema è che la nebbia sta arrivando avanti, c'è stato un po' di aria, doveva arrivare alle 3 e invece è arrivata con 3 ore di anticipo. Speriamo di non trovarci in cresta in nube. Ma che bella malghetta! No, Cosa? Che bello, portalo a casa. posso? No, aspetta, che no, che dopo magari sparisce e danno la colpa a noi. Ecco, in breve tempo come è cambiato tutto. Visto che le nubi si sono un po' tolte, arriviamo qua in Forcella Val d'Eroa e quella là dove vedete la croce lassù è Monte Val d'Eroa. Adesso noi qua turnichiamo a sinistra, sì, e Col della Pausa, una roba del genere, e Solaroli. Avanti. Forcella Val d'Eroa 1477. Lasciamo qui un altro cimelio perché ancora oggi si trova qualcosa. Siamo arrivati al Monte Solaroli, dopo di là c'è Col dell'Orso e Monte Casonet. Lo vedete là? C'è un camoscio. Noi che abbiamo raggiunto il Solaroli, quello là deve essere il Col dell'Orso, noi dobbiamo scendere qua, salire là e poi fare Monte Casonet. Scendiamo giù e dopo laggiù in fondo c'è il rifugio Bassano, dove abbiamo parcheggiato. Fine gita. Anche oggi il panorama No, c'è no, dai. bene, pranziamo. E anche il Col dell'Orso lo mettiamo sul registro presenze.
Ecco, vi ricordate stamattina? Questo qua è il bivio, quello che vedevamo da laggiù, che abbiamo detto nel caso per accorciare il giro. Però vedendo qua com'è il sentiero, boh. Per il momento non ci siamo pentiti di aver fatto l'anello completo. Vediamo come arriviamo a Cima Grappa. Eccoci di nuovo a Rifugio Bassano. Non so dove. Ok. Ah sì, qua c'è la scala. Ok. Bene. Quindi siamo arrivati ragazzi. Dopo vi raccontiamo com'è andato. Bene ragazzuoli, ci siamo rintanati in macchina perché c'è un vento da paura, 0 gradi e quindi E nebbia. Manu si erano ghiacciate anche le ciglia qua. Quindi vabbè. Niente, com'è andato oggi il sentiero? Lo dico io. Molto bello, però molto impegnativo. Allora, d'estate basta solamente valutare il discorso di dislivello chilometri perché Ma siamo venuti fuori più chilometri penso che 16 dislivello. con 900 più o meno, però fatto in queste condizioni qua, tra nebbia, vento e neve, Tanta neve. sconvolgente. Vediamo Manu se ha qualcosa da aggiungere. Niente. No, dai, non mi ha preso neanche la mia risata isterica di solito. No, sì, all'ultimo. No, Ormai eravamo arrivati però. non è adatto a tutti comunque. No, questo no. No, allora, forse periodo estivo con allenamento, sì. Non adatto a tutti, ma chi ha allenamento, insomma, lo fa. Esatto. E in questo periodo, onestamente, noi non ci aspettavamo tutta questa neve. Ma il 90% del sentiero è in neve. Poi dopo le creste, comunque il pericolo, anche perché il Monte Grappa è pieno di gallerie, buchi, perciò bisogna Trincee. fare trincee, bisogna fare molta attenzione anche dove si mettono i piedi. E perciò sì, magari ecco, fatelo in un altro periodo. Bene, E niente. alla prossima allora. Ciao Ciao ciao! ciao ciao.